Adriana. Giorgia. Età. 22. 22. Soprannome. Adri. Ciso. Ruolo. Attaccante. Attaccante. Professione. Studio. Studente. Spara il primo aggettivo che ti viene in mente. Bello. Fantastico. Ti definiresti così? No. Sì. Da attaccante, definisci le tue caratteristiche. Lenta, fisicità e basta. Lenta, fisicità e basta. Se ti fanno fallo, urli. Un po', dai. No. Sei in area e ti fanno fallo. Potresti prendere il rigore che porta alla vittoria. Fai l'urlo. Ah! Cazzo! Come ti trovi a Vittorio? Benissimo. Male, proprio malissimo. Com'è il gruppo? Brutto, lo cambierei quasi quasi. Cioè, di peggio non ce n'è. Scusate un attimo, scusate, grazie. Selfie! Sei mai stata espulsa? Sì. Sì, Perché? Ha detto una parolaccia, coglione. ho tirato un calcio per sbaglio. A chi? A una giocatrice dell'altra squadra. È la verità? Giuro. Hai mai protestato contro l'arbitro? Sì. Sì, no. No, Rispondi se un avversario ti provoca. A volte sì. qualche volta, ma ho paura, scappo piuttosto. La partita più bella. Contro il Mestre è l'ultima. Contro il Mestre è l'ultima. Perché? Perché abbiamo vinto noi. Perché siamo diventate prime. Canzone e artista preferito. Vasco Rossi e sono troppe le canzoni preferite. Ligabue e tante canzoni. Un bicchiere di talento in un mare di vanità. Chiudiamo il collegamento con la parte destra. Ho messo via. Mai rubato? C'è una mia amica che mi chiama. Sì? Sì, Gloria. Ciao Adri, com'è là? Scusa, sto facendo un'intervista importante scusa. alle Iene, ti prego. Scusa, chiamami dopo. Ciao, Ciao, Adri. aspetta che metto silenzioso adesso. Ciao. Salutamela. Ormai ha messo giù. Hai mai rubato? No. No. Ultimo libro letto. Tecnica delle costruzioni. So che inferno non è. Viaggio ideale. Australia. Australia. La parolaccia che dici più spesso. Cazzo. Cazzo. Fantasia sessuale ricorrente. Ne ho troppe. Adesso sono un po' in confusione. Non ne ho. L'hai mai fatto? Su un campo da calcio? Beh, chiaro. Tante di quelle volte. Su una spiaggia? Sì. Non le conto neanche. Al cinema? 2 o 3 volte. Ogni volta che ci vado. In ascensore? Sì, con gli specchi anche. Appena prima. In bagno? Sì, è capitato. No, quello no, Sul letto dei tuoi genitori? Beh, dai, adesso. Chiaro? Bisogna. La parte di te che meno ti piace? Non si può dire. È qui davanti. È qui davanti. L'altezza? No, se no. Non divido. Non si può dire. La persona che ti arrapa di più? Raul Bova. Adriana De Martini. Pregi e difetti? Allora, sono forse un po' simpatica, dai. E difetti non ne ho. Passo. Se vincessi alla lotteria 100.000 euro, come li spenderesti? Beh, farei intanto qualche regalino, poi un po' li metto da parte, non si sa mai. Mi comprerei una macchina, tipo magari un Mercedes, visto che una nostra compagnia di calcio la comprerà. Io sì, subito Mercedes classe A io. Ne prendo 4, 5, 6, quanti soldi sono? La prima cosa che fai al mattino? Pipì. Pipì. L'ultima cosa che fai alla sera? Lavo i denti. Pipì. Cosa guardi in un uomo? Occhi. E non si può dire dopo cosa guardo. Che animale vorresti essere? Un cagnolino. Una giraffa col collo lungo. Dove vorresti vivere? In montagna. Al mare dove c'è sempre caldo. Non al mare d'Italia. Film preferito? 7 anime. La ricerca della felicità. Piatto preferito? Pasta. Pizza. Se potessi risolvere un problema che affligge l'umanità, quale sceglieresti? Togliere la Giorgia dal mondo. Dare un cervello all'Adriana. Per cosa ti batteresti fino alla morte? Per il calcio femminile Vittorio Veneto. Per rendere l'Adriana un po' più colta. Cosa dà la felicità? L'amore. Il cuore. Il sorriso.
L'amore. Sei favorevole a donare gli organi, Sì. Sì. all'aborto, Sì. Sni. all'eutanasia, Sì. Sì. alla legalizzazione delle droghe leggere, ai matrimoni gay, Sì. Sni. credi a una vita dopo la morte, Sì. al diavolo, Ai corni brutti. No, neanche i corni non credo. al destino, Sì. Dipende che nome gli diamo. la suoneria del cellulare. It's my life. Ve l'avete sentita prima. Quello dell'iPhone. Non mi ricordo neanche come fa. La tua migliore amica, salutala. Ciao a tutte le mie amiche, beh, ho visto la Francesca, la Somma e anche l'Irene. Ciao Eleonora, vinci e gioca tante altre partite e ti aspettiamo qua. Primo bacio. Cosa? No. Età? Boh, non mi ricordo. Non ancora. Lampada di Aladino, esprimi un desiderio per te. Non si dice a voce alta. Non si avvera se si dice. Mare o montagna? Montagna. Mare d'estate, montagna d'inverno. Pelé o Maradona? Pelé. Maradona. Adri o Ciso? Ciso. Adri. Fai la faccia più brutta che riesci. La prima città che ti viene in mente. Parigi. New York. La prima nazione che ti viene in mente. Inghilterra. Africa. Un personaggio storico. Bellissimo. Un personaggio storico. Achille. Napoleone? Chi è più riccia delle due? Forse la Cisotto. No, forse perché ce l'ho più corti, quindi sembra un po' più leone, ma siamo lì. Parliamo delle compagne di squadra. Qual è la più ordinata? Più ordinata. Betta. Boh, Chi ti fa più ridere? Tonò. nessuno, mi fanno tutte piangere. Simpatica. Bella Monica. Tutte. Che dormi di più? Margherita Zanon. Maddalena Cetolin. Più acculturata. Giulia Dare. Hashtag Giulia Darè. Con la testa sulle nuvole. Marta Sommariva. Bingo, insomma. La più saggia. Giulia Dare. Roberta Piai dall'alto dei suoi 30 anni. Come ti carichi prima di un match? Allora, mi metto il burro cacao. Mi metto la crema sulle gambe. Meglio un gol o una cena romantica? Un gol. Un gol seguito da cena romantica. Spiega la realtà vittoria a qualcuno. Signorine, brave, belle e buone. Lasciamo stare. Cosa fai se segni la prossima partita? Esulto abbracciando la Ciso. Esulto abbracciando la Adri. E se segna lei? Lei viene a abbracciare me? Adriana viene da me. Sei scaramantica? No. No. Spiega il fuorigioco. È difficile, cioè, io non sono mai fuori gioco, quindi arrangiatevi. Invece venite domani da me, mi fischeranno una ventina. Capirete dopo 20. Il tiki-taka. Si passano sta palla così sembrano dei fenomeni, in realtà noi siamo più brave. L'Adriana ve lo spiegherà benissimo. Il pressing. Vai a pressare, vai a mettere l'avversario. Adriana spiegherà benissimo. Cartone animato preferito. La Peppa. E Little Einstein. Cosa pensi degli arbitri? Passo. Devono imparare a correre un po' meglio. Il tuo gol più bello. Era bella però, Il tuo gol più bello. Contro il Trevignano, forse. Ora siamo in rovesciata che mi hanno annullato perché la Chiara ha pensato bene di essere in fuorigioco. Sbagli un gol. Sembra la solita solfa. Segni un gol. E io sono rimasta qua! Segni un gol anche tu. Il tuo record di giornate di squalifica. Una? Uno? Chi vince il campionato? Boh. Mai preso una sbronza? No! Mai. Mai visto un film porno? No! No. L'allenatore ti lascia in panchina, cosa pensi? Che stronzo. Va a cagare, cazzo. Spritz o birra? Spritz. Spritz. L'allenatore che avete odiato? Non si dice. Nessuno. Quello che avete amato di più. Non si dice. Nessuno. Un aggettivo per questo gruppo. Tanta roba. Speciale. Salutateci! Ciao, a presto! Ciao ciao, buonanotte!